13 anni pestate in Prato della Valle da una compagna di scuola e dal branco, 7 giorni di prognosi e il terrore di tornare a scuola. I vigili urbani presidiano l'edificio. Per punire i bulli bisognerebbe applicare la legge del contrappasso, così il presidente del Veneto Zaia, dopo i fatti di Padova, facciano volontariato nei luoghi della sofferenza. Mattinata di follia in zona Stadio Treviso, dove un 28enne bengalese ha tentato una rapina in un internet point, minacciando titolare passanti. La sua fuga è finita sul put. Dopo l'ennesimo incidente mortale, vittima un motociclista di 29 anni sul Costo, i sindaci dell'Altopiano chiedono controlli e una revisione dei limiti di velocità. Controlli finanziari, antiterrorismo della Guardia di Finanza tiene sanzioni per 1,5 milioni di euro money transfer, che ha effettuato 235 operazioni irregolari. La gestione della pandemia al centro della commissione d'inchiesta che approderà in Consiglio regionale domani. Le opposizioni attaccano troppe scelte sbagliate. Blitz degli ambientalisti contro il cambiamento climatico e i combustibili fossili a Palazzo Bo, nella sala dei 40, dove è esposta la cattedra di Galileo, ma nessun imbrattamento. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring, che torna a partire dalle 21:15 con il vice direttore Ferdinando Avarino in studio. Utero in affitto, siete a favore? Il tema è quello di questi giorni, l'utero in affitto, la gestazione per altri. Se sì, il numero in verde 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito questa sera a Ring a partire dalle 21:15. Dicevamo i fatti che ci portano a Padova, nella città del Santo, dove una tredicenne è stata aggredita con pugni e schiaffi in Prato della Valle. È successo sabato pomeriggio ed è finita al pronto soccorso. È stata picchiata da una 14enne della sua stessa scuola e da 2 quindicenni. Non sono bastate le aggressioni o le spedizioni punitive fuori dall'Ipercity di Albignasego a fine gennaio, con vittime ragazze minorenni e i genitori di una di loro. Sabato pomeriggio in Prato della Valle una tredicenne è stata aggredita da una 14enne che frequenta la stessa scuola media, spalleggiata da 2 maschi quindicenni. Ha riportato contusioni guaribili, secondo il medico del pronto soccorso, in 7 giorni. All'ospedale, a causa dello shock subito, è quasi svenuta, ha detto la mamma. La ragazzina aveva i capillari del naso rotti, dolori allo stomaco e alla schiena a causa dei pugni presi, mal di testa e il viso segnato. Ed è psicologicamente a terra. I genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri. La causa dell'aggressione sarebbe stata una parola di troppo tra le 2 adolescenti. Oggi la tredicenne non è andata a scuola. Una pattuglia della polizia locale fa servizio presso l'edificio scolastico all'ora di entrata e di uscita, perché picchiatrice e vittima non entrino in contatto. E sono in corso le procedure già concluse di identificazione di tutti i coinvolti all'interno dell'aggressione. Risponderanno del reato di lesioni e poi ci saranno delle conseguenze sulla parte rieducativa sicuramente. Il capitano Gentili invita tutti a non avere paura di denunciare. Tutte le caserme e i comandi provinciali sono a disposizione di chi subisce violenza a tutte le età. Fatti gravi, eclatanti, e per questo interviene anche il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Sono gli adulti del futuro, sono la nuova generazione sulla quale noi dobbiamo investire. Bullismo, un fenomeno che le istituzioni non devono trascurare, secondo il presidente del Veneto Luca Zaia, che dopo l'ennesimo caso accaduto a Padova lancia la sua proposta per arginare la dilagante violenza tra giovanissimi. Non deve essere una pena da carcere, ma deve essere la pena del contrappasso dantesco. E quindi hai fatto atti di bullismo rispetto ad alcuni temi sociali, evito di star qui a dirli, visto che ho avuto anche contatti con delle mamme, bene, andrai a fare volontariato in una casa di riposo, andrai a fare volontariato in un centro per disabili, andrai a fare volontariato dove ci sono le donne che hanno subito violenza, che hanno bisogno di aiuto. Così si fa. Questo, secondo Zaia, però non deve sostituirsi alla funzione educativa delle famiglie. Le famiglie devono sapere che l'educazione deve essere in capo a loro, non è che possiamo sempre dire che ogni roba che succede è colpa del pubblico o delle istituzioni, sento dei discorsi che non stanno né in cielo né in terra. Dall'altro noi come istituzione dobbiamo agevolare le famiglie affinché il percorso sia corretto.
Perché secondo il governatore solo la realtà dei fatti può generare consapevolezza tra i giovanissimi in cerca di identità. È il volontariato. E se non capisci ti porto a vedere in terapia intensiva i tuoi coetanei come stanno, perché magari poveri hanno avuto qualche malattia o qualche guaio nella vita e non possono avere la libertà che hai te. Quindi la tua libertà utilizzala in maniera pulita, educata, perché altri soffrono perché non hanno la tua libertà. La cronaca adesso ci porta in via Zenzon a Treviso per una tentata rapina a cui è seguita questa mattina una fuga rocambolesca sul PUT. Stavo lavorando, è venuto lui, mi ha tirato un bastone al corpo, mi chiedeva soldi, ho detto che soldi e dopo nessuno poteva avvicinare lui, mi ha rotto tutti i vetri, biciclette, bastoni, ferro, tutto mi ha lanciato e dopo mi ha fatto male anche lì e mi chiedeva soldi. Lui lanciava i vetri anche, quello che voleva avvicinare lui lanciava tutti i vetri. Racconta minuti concitati Zahir, titolare con il padre e il fratello di questo internet point in via Zenzon, a ridosso dello stadio di Treviso e a pochi passi dal PUT. Sono le 11:30 quando un connazionale bengalese di 28 anni entra nel negozio usato per il trasferimento di denaro all'estero, chiedendo dei soldi. Al diniego scatta la furia. L'uomo getta addosso al bancone una bici trovata nelle vicinanze, un paletto, usa delle catene e un coltello. L'internet point viene devastato, la macchinetta del caffè buttata a terra, ci sono vetri ovunque, un coccio viene utilizzato per minacciare di morte Zahir e alcuni passanti. Tra loro si trova un fotografo della tribuna di Treviso che riprende la scena. Parte l'allarme, arrivano gli uomini della questura. Lui è uscito fuori con vetro, con coltello in mano. Vuole attaccare tutti quanti, spaccato fino in strada, qua. Solo chiede soldi, dammi soldi, come un rapina. Vai qualcuno vicino, lui fa vedere il coltello, deve uccidere, così non viene avanti nessuno, è spaccato tutto vetro, anche chi va vicino fa così vetro, questa roba. La fuga del 28enne rocambolesca, con il coltello addosso si dirige verso il PUT, lo attraversa e qui viene braccato dagli agenti della polizia che prima cercano di calmarlo, poi lo arrestano, fasi delicate registrate dalle nostre telecamere. Dalle testimonianze raccolte il giovane uomo non è un volto nuovo, ma mai si era comportato in questa maniera. Non penso che era bevuto. Sono danni molto grossi questi. Sì, danni molto grossi, sì. Tu l'avevi mai visto, l'hai conosciuto, era un cliente? Non è un cliente, veniva qua ogni tanto a prendere un caffè e dopo se ne andava. In questura sono stati sentiti sia Zahir che il 28enne, sul quale sono in corso accertamenti sulla sua posizione. Di sicuro dovrà rispondere di tentata rapina, danneggiamenti, minacce, e a parlare è anche il fratello di Zahir. Da 11 anni che stiamo qua. Ma è successa una cosa? È successo così, qualcosa di genere. 11 anni che siamo qua. Così dunque a Treviso questa mattina, poco dopo le 11:30. Andiamo adesso sull'altopiano di Asiago, dove si parla di sicurezza stradale. C'è un appello dei sindaci. Non c'è curva del costo che non recchi un fiore, il ricordo di qualcuno che non c'è più o per uno scampato pericolo. Ormai la conta degli incidenti sulla strada che collega la grande rete autostradale all'altopiano dei 7 comuni non si ferma più. Constantin Robert Bucur, il 29enne di Altavilla Vicentina, coinvolto in un pauroso incidente sui tornanti del Costo sabato pomeriggio, è morto per le ferite riportate in seguito allo scontro della sua moto con un pick-up. L'ennesimo incidente dall'esito mortale sul Costo colpisce l'altopiano e fra i sindaci c'è chi chiede che venga ripristinato il limite di 90 km/h, nell'ottica invece di una maggiore attenzione a quel che succede sull'arteria nei giorni di grande afflusso. Quella strada deve rimanere a 90 all'ora perché si presta, perché è nata per quel tipo di viabilità, soprattutto alla luce anche degli ultimi fatti purtroppo tristi che hanno coinvolto il Costo. Io ne ho già parlato con il presidente della provincia Nardin, oggi lo incontro di nuovo con la speranza, ripeto, che si torni ai 90 all'ora, perché altrimenti per gli altopianesi, per i turisti e per chi lavora che fa su e giù tutti i giorni, oltre al danno anche la beffa. L'altopiano chiede inoltre più controlli.
Abbiamo più volte messo in evidenza come la riduzione dei limiti di velocità non sia uno strumento per poter risolvere il numero degli incidenti, ridurre il numero degli incidenti sul costo, ma sia invece fortemente penalizzante per molti concittadini che scendono dall'altopiano in pianura. Abbiamo bisogno che ci sia un'intensificazione dei controlli per poter far sì che questi siano da deterrente ai molti motociclisti che utilizzano questa strada per le loro scorribande oppure per fare delle vere e proprie competizioni. La viabilità dell'altopiano dei 7 comuni e i collegamenti con la pianura sono al centro dell'attenzione da anni, ma tutte le soluzioni prospettate finora non hanno dato esito. E i sindaci tornano a chiedere piani infrastrutturali di grande portata e una maggiore attenzione da parte di chi governa. Ritorniamo nel Padovano, dove una donna denuncia il compagno alla polizia dopo l'ennesimo grave pestaggio. Il giorno dopo il suo appartamento va a fuoco. L'uomo è stato arrestato. Si erano conosciuti qualche mese fa su un sito internet di incontri. Lei, 46 anni, della provincia di Padova, impiegata, nubile. Lui, 42, italiano, con precedenti per maltrattamenti ad altre donne e nel recente passato sottoposto all'affidamento in prova. Lo scorso lunedì la donna, a casa sua, dove da mesi viveva con il nuovo compagno, è stata aggredita con calci, schiaffi e pugni. Lui le avrebbe anche stretto le mani al collo e puntato contro dei coltelli. Il giorno dopo, San Valentino, è andata a farsi curare al pronto soccorso. Prognosi 21 giorni per contusioni multiple, chimosi, ematomi e ferite da percosse. Accompagnata negli uffici della sezione fasce deboli della squadra mobile della questura, ha confidato di subire da mesi ripetute aggressioni fisiche, ingiurie e minacce, anche con l'uso di coltelli. Rassicurata dagli agenti, la donna si è decisa a denunciare il compagno. Durante la deposizione della denuncia, l'uomo ha tentato più volte di contattarla con SMS e messaggi vocali con minacce di morte a lei e ai suoi familiari. Il questore ha disposto con urgenza che la donna raggiungesse un domicilio sicuro e vigilato, insieme ai parenti, residenti anche loro nel Padovano. La mattina dopo, mercoledì 15 alle prime luci dell'alba, l'appartamento della donna a 2 Carrare ha preso fuoco. Dentro pare ci fosse il 42enne. Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti. Fortunatamente la donna e i parenti erano in salvo. Subito informata l'autorità giudiziaria, domenica pomeriggio il 42enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce con l'aggravante della recidiva. E potrebbe avere i giorni contati l'autore delle scritte oscene comparse ieri mattina a Preganziol. Siamo nel Trevigiano contro una ragazza del posto. Le telecamere funzionano, fa intendere il sindaco. Le indagini dei carabinieri sono in corso. Dalla stazione a tutte le zone che sono state interessate le immagini ci sono perché le zone sono coperte dalla videosorveglianza, il materiale è stato analizzato ed è in corso di analisi e quindi insomma tutto quello che emergerà poi sarà oggetto di indagine. La polizia locale ha visto qualcosa? Ci sono movimenti sospetti? Le telecamere funzionano. Vi dico solo questo, le telecamere funzionano. Potrebbe avere i giorni contati l'autore del raid vandalico che ha segnato la domenica di Preganziol, scritte oscene in vari angoli del paese, compresi i muri della chiesa, contro una ragazza del posto, poco più che ventenne, nome, cognome, indirizzo, tutto sulla pubblica via. Ha fatto arrabbiare tutti quanti perché ovviamente le modalità gravi ed evidenti con cui è stato perpetrato il fatto non possono lasciare indifferenti, anzi, ripeto, hanno creato grandissima indignazione. Di una ferita alla comunità tutta ha parlato nel corso delle messe festive il parroco Don Paolo Barbisan, che sta sostituendo Don Gabriele Bittanti in questi giorni in Terra Santa. Servono risposte, ha detto il prete, parlando di alleanza educativa contro il disagio non solo giovanile. Le immagini delle telecamere sono ora al vaglio dei carabinieri, che devono innanzitutto capire se c'è una relazione tra il raid del weekend e i manifesti sempre osceni e ai danni della giovane diffusi l'estate scorsa. In quel caso i sospetti si erano concentrati su un uomo molto maturo, ma non seguirono poi prove decisive. In attesa dell'aiuto che potrebbe arrivare dagli occhi elettronici, il sindaco non ha dubbi. Quando sarà il momento chiederemo sicuramente il risarcimento dei danni per ripristinare, non a spese di tutti ma di chi ha commesso il fatto, lo stato dei luoghi.
Trovato questa mattina a Padova in via Vincenzo Monti alla guizza verso l'ora di pranzo il cadavere di un anziano, l'uomo morto da almeno una settimana per cause naturali, affetto da diverse patologie, è stato ritrovato nella sua abitazione dai vigili del fuoco e dagli agenti delle volanti. Il pensionato da tempo non chiedeva più le ricette dei farmaci al suo medico curante. La salma è stata consegnata ai familiari. Ritorniamo nel Vicentino, ci sono stati dei controlli antiterrorismo da parte della Guardia di Finanza a Thiene. È stato sanzionato un money transfer. Thiene, sanzioni per oltre 1,5 milioni di euro inflitte dalla Guardia di Finanza di Vicenza a carico di un titolare, di un dipendente di un money transfer e a 187 clienti che hanno effettuato operazioni di trasferimento di denaro irregolare all'estero. E quanto è emerso dalla recente attività di controllo in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti del terrorismo effettuato dalle Fiamme Gialle. Nel mirino dei finanzieri della tenenza di Thiene l'attività di un cittadino pakistano titolare di un'agenzia di trasferimento di denaro all'estero con 2 sedi nel nord-est, una a Merano, l'altra a Thiene. Esaminate circa 35.500 transazioni effettuate nel 2021 e nella prima metà del 2022. La Guardia di Finanza ha individuato 235 operazioni che hanno trasferito in Marocco, Pakistan, Bangladesh e India quasi 400.000 euro frazionati in più versamenti in maniera irregolare, aggirando la normativa antiterrorismo vigente. La gestione della pandemia degli scorsi anni è al centro, sarà al centro della commissione d'inchiesta che approderà domani in Consiglio regionale. Le opposizioni già vanno all'attacco. Domani la discussione in Consiglio regionale dopo il lavoro della commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid. Oggi le minoranze, tutte unite, chiedono chiarezza e lo fanno in una conferenza stampa virtuale. Sono molti gli errori commessi nella gestione dell'emergenza, soprattutto non aver chiuso i confini durante la seconda ondata della pandemia. Dal nostro punto di vista, nella seconda ondata ciò che doveva essere fatto e che si è scelto invece di non fare è l'applicazione di misure restrittive che consentissero, abbiamo visto nella prima ondata come fosse l'unico strumento a nostra disposizione, che consentissero di inibire, ridurre, contenere la diffusione del contagio e dunque dei conseguenti decessi. La volontà di non chiudere il Veneto è una volontà che la Regione ha pervicacemente sostenuto, a nostro giudizio inviando dei dati non sempre veritieri e corretti o nelle tempistiche corretti al Governo, che in quella seconda ondata aveva definito il meccanismo delle famose zone a colori rosse, arancioni e gialle per decidere a livello nazionale eventuali restrizioni. Dunque attraverso questo meccanismo la Regione del Veneto ha di fatto inibito al Governo la possibilità di definire e decidere misure restrittive a livello nazionale e contemporaneamente la Regione, il governatore Zaia, pur avendone tutta l'autorità e tutto il potere, ha scelto di non applicare mai misure restrittive. Errori di gestione, dicono le esponenti dell'opposizione, che sono costate migliaia di vite. Non fare chiarezza è un'ingiustizia anche verso le famiglie delle vittime. La relazione di minoranza fa vedere che all'interno appunto delle comunità come quelle ospedaliere altre regioni avevano scelto di usare i tamponi molecolari e non rapidi. Un secondo tema è quello appunto del tracciamento. Ricordiamo, e la relazione di minoranza lo fa vedere, che in un periodo specifico, ed è stato confermato dagli auditi, quando si cercava di indicare se le persone fossero sintomatiche o asintomatiche, è stato detto, non si riusciva a fare tutte le telefonate che servivano per chiedere alle persone a casa se erano sintomatiche o sintomatiche e quindi non si è riusciti a tenere il tracciamento. Quindi vuol dire che questa strategia testing e tracciamento soltanto non ha funzionato, anche perché ci sono stati degli errori e delle criticità. Sempre per la pagina politica andiamo nel Bellunese per occuparci del fondo dei comuni confinanti, attualmente in una fase di stallo. Non so neanche io che fine farà questa presidenza. È un posto legato chiaramente al ministro che crea un rapporto fiduciario con chi mi mette lì, però adesso è arrivato il momento, lo dico con molta franchezza, con grande stima anche a parte del ministro Calderoli, è arrivato il momento
di fare questa nomina. Da destra a sinistra le sollecitazioni si affollano, ma il ministro Roberto Calderoli per il momento tace. Il comitato di gestione del Fondo dei Comuni di Confine deve continuare ad essere operativo, ma per farlo è necessaria la nomina urgente di un presidente. La vacanza dell'incarico corrisponde all'inattività del fondo. Ci sono tante cose da fare, io non posso fare la straordinaria amministrazione, ma neanche l'ordinaria, e ci sono tutta una serie di bandi che vengono avanti e francamente comincio, ve lo dico con estrema franchezza, a essere un po' in difficoltà. Sabato è stato il PD a lanciare un grido d'allarme e una richiesta rivolta a tutti i comuni di prima e di seconda fascia, oltre che alla provincia, affinché i consigli comunali e provinciale adottino un ordine del giorno che richiami l'attenzione sulla necessità inderogabile di dare continuità gestionale al fondo, che quota 7,5 milioni per i singoli comuni di confine e 27 milioni di euro all'anno per l'area vasta. Dario Bond, presidente uscente, resta in attesa. Non ho bussato le porte di nessuno, quindi alla fine non ho chiesto neanche nulla a nessuno, però adesso ripeto, il territorio, ma non la provincia di Belluno solo, i territori anche delle altre realtà hanno bisogno di avere comunque un assetto. Pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Padova e documentarvi il blitz degli ambientalisti al Bo. Anche Palazzo Bo a Padova rientra tra gli obiettivi degli attivisti per il clima. Occupazione simbolica della Sala dei 40 davanti alla cattedra di Galileo. Attivisti del gruppo Scientist Rebellion hanno srotolato i loro striscioni e si sono sdraiati davanti a quello che è diventato un monumento allo scienziato e accademico. Alle 12:50 sono entrati nella sala chiedendo al governo lo stop ai sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili. Una manifestazione, a differenza di quella di Firenze di qualche giorno fa, in cui non sono stati imbrattati muri, quadri o monumenti. Siamo qui per suonare l'allarme e risvegliare le coscienze di coloro che si identificano come scienziati, hanno sottolineato i manifestanti, ricordando il significato più profondo della rivoluzione scientifica, osservare l'ordine del mondo e i suoi fenomeni, comprendendolo per com'è senza preconcetti. Siamo qui oggi a occupare questa sala per chiedere lo stop ai sussidi pubblici ai combustibili fossili. È urgente uscire. Non ho ulteriori aggiornamenti dal Veneto e quindi tutto, vi lascio al meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Alta pressione sull'Italia, condizioni dunque buone sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 21 marzo. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature, specie nella seconda parte della giornata. Nelle ore più fredde probabili foschie o nebbie in pianura. Temperature in contenuto aumento, minime tra 3 e 7 gradi, massime invece tra i 16 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo da sereno a poco nuvoloso. In giornata sarà possibile anche qualche addensamento sulla zona montana. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 16-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà in prevalenza soleggiato con locali nubi alte in transito. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime infine sui 19 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.